Restiamo subito con le immagini in casa di Andrea Rozzato che diciamo, ha vinto perlomeno per questa sera la Palma come miglior location. Hai fatto bene a metterla dietro le due maglie, una la indossi insomma del tuo Antenore. Direi subito di partire, poi parleremo anche di futuro, ma quello più immediato ti riguarda proprio da vicino perché domani sera alle 20:30 sarai protagonista assieme al quasi pensionato Antonio Candeo in un confronto con tecnici e ai lavori di quello che è il Futsal Veneto. Diciamo subito che chi avesse voglia di connettersi con voi potrà diciamo, farsi direttamente sentire con te, perché avete creato questo gruppo di WhatsApp appunto in merito a questi incontri. Raccontaci un po' perché della voglia di creare questo momento insomma di condivisione in un momento dove purtroppo il campo sta mancando da molti mesi, Andrea. Ma parte tutto da una diretta fatta un paio di settimane fa tra Alberto Rodriguez e Miguel Rodrigo, un allenatore spagnolo che qua in Italia è particolarmente conosciuto, anche a Padova, e che ha allenato in tutto il mondo. Ha lanciato un paio di concetti molto importanti come la condivisione, la discussione fra allenatori, e allora con Tommaso Bevilacqua del Città di Mestre abbiamo preso al volo l'occasione, ci siamo confrontati e abbiamo detto: perché non creiamo uno spazio in questo momento in cui le attività sono ferme, dove gli allenatori possono confrontarsi, possono dialogare, possono discutere e possono soprattutto cercare di crescere ascoltando le esperienze di tecnici che hanno fatto delle categorie più alte. Quindi assieme a Tommaso, supportati da Alessandro Marini e Michele Di Giambattista, abbiamo creato questo spazio che abbiamo voluto chiamare discussioni tattiche, dove ogni giovedì incontreremo un allenatore diverso e assieme a lui dialogheremo di argomenti più differenti. Il primo domani Antonio Candeo, poi avremo Alberto Rodriguez, Luigi Pagana, Robson Marani, ed è una cosa che ha solleticato l'interesse di tantissimi allenatori. Infatti siamo già arrivati quasi a 100 iscritti, a 100 aderenti a questa iniziativa. Tempi migliori. Andrea Rozzato, dell'Antenore Sport Padova, quando abbiamo avuto qui in trasmissione Alberto Rodriguez, anche lui insomma era momenti dove era difficile pensare al futuro, lo è ancora tuttora oggi, però quello che ha detto Alberto quella volta insomma che l'Antenore ci sarà e continuerà a lavorare perché soprattutto voi state cercando di costruire un bacino importante a livello giovanile e questo vi servirà per il futuro. E poi è chiaro, se ci saranno meno disponibilità, che magari si ridimensionano quelli che sono gli obiettivi magari di una promozione in uno che non di una stagione tranquilla C2, ma l'importante, me lo puoi confermare anche tu Andrea, è esserci e tornare in campo a giocare. Assolutamente sì, sottoscrivo anche le parole di Andrea Ceccato e di Alberto Nogara. Noi sicuramente affrontiamo un bilancio e un budget differente rispetto a queste altre due realtà, però è anche vero che questo sport ha necessità di avere stabilità e dobbiamo smetterla di valorizzare società meteore. Cioè, come dite voi, è impossibile che ancora prima che termini il campionato si annuncino dei colpi, si apra un mercato, si faccia il passo più lungo della gamba. Siamo forse uno dei pochi sport in cui chi vince lo scudetto l'anno dopo non termina la stagione e smette di fare attività. Quindi, per non ripetere quello che hanno correttamente detto Andrea e Alberto, noi abbiamo la necessità di ampliare la base, ampliare il numero di praticanti, lavorare sul settore giovanile, lavorare sulla scuola calcio e in periodi che possono essere un pochino più negativi come questo, ridurre la necessità economica, ridurre le spese, ma mantenere la vita attorno al calcio a 5, mantenere la società, una struttura e sperando che poi questa crisi mondiale, che è anche sociale, non è solo economica, sia finita, si possa ritornare a investire.
Beh, resto ancora da te Andrea, perché mentre finisci il discorso andavano anche le immagini di qualche partita della vostra prima squadra, non è solo una crisi economica, ma dici bene, è anche una crisi sociale e allora per questo bisogna puntare molto sui giovani. L'ho detto varie volte, che a te un tuo pensiero personale potrebbe anche essere questo l'anno zero dove dall'A alla D, da nord a sud, dal Manzanar al Ren, si soleva dire in qualche poesia, adesso non ricordo se no divento troppo stiloso e lezioso, i giovani saranno punto importante per la ripartenza del nostro calcio a 5. Io lo spero, però spero che il ragionamento non sia puntiamo sui giovani perché costano meno. Il ragionamento deve essere Bravo. puntiamo sui giovani perché sono bravi, perché sono capaci, perché sono 10 anni che ci investiamo. Allora questo ha un senso. Ma se diciamo puntiamo sui giovani perché costano meno e quindi riusciamo a ridurre la spesa in bilancio, fra 3, 4, 5 anni, quando si potrà ancora spendere, sarà facile andare a prendere un giocatore più vecchio, più formato e strapagarlo. La scommessa in questo momento qua è quella di fare, diciamo così, una puntata al casino su quello che abbiamo investito fino adesso. Andare a prendere i nostri 98, 99, 2000, 2001, prenderli, metterli in campo e valorizzarli. Questa è sicuramente la scommessa di questo tempo. Poi, essendo questa una crisi sociale, come abbiamo detto prima, sarà fondamentale dare alle famiglie un supporto per poter riportare i bambini a fare sport. Perché, soprattutto per quanto riguarda la scuola calcio, ricordiamoci sempre che noi facciamo un'attività più sociale che agonistica e quindi le società, magari le più strutturate, avranno il compito di riportare i bambini a fare sport. Questo dovrà essere prioritario. Magari anche Andrea Rozzato con la previsione di fare qualche camp estivo, qualche centro estivo, come vi state organizzando, cosa state pensando per tornare in tutta tranquillità rispettando le tante regole che di giorno in giorno cambiano e di giorno in giorno aumentano? Come hanno detto i due interventi precedenti al mio, ci sono due questioni fondamentali. La prima, fondamentale, l'ha toccata il presidente Ceccato, che è la responsabilità. In questo momento qua una associazione dilettantistica va incontro a dei rischi enormi nel caso succedesse qualcosa, enormi. La seconda sono le regole. 2 giorni fa il presidente dell'SGS ha detto non si può usare la palla. Il giorno dopo si può usare la palla ma non si può toccare la palla con la testa. I palloni andrebbero sanificati. Il rapporto dei giocatori rispetto all'allenatore deve essere 1-5 o 1-7 rispetto all'età, quindi dipendendo dalle categorie. In questo momento qua ci sono mille dubbi e quindi per una sicurezza degli atleti e delle famiglie abbiamo bloccato le attività. È chiaro che se ci fosse l'occasione noi vorremmo riprendere il prima possibile, anche per poter creare e proteggere la socialità dei ragazzi, però in questo momento le condizioni non ci sono. So che Alberto Rodriguez, il nostro presidente, ha qualcosa in testa per l'estate, però vedremo nelle prossime settimane se si potrà progredire o no sotto questo progetto. Altrimenti l'unica sarà ripartire a settembre sperando che la situazione si sia attenuata e poter ripartire con una altissima percentuale di sicurezza sia per noi che per gli atleti. Lo chiediamo anche ad Andrea Rozzato, che è vice allenatore dell'Antenore Sport Padova. La classifica del girone B di Serie C2 vede il Bissuola primo con 41 punti, l'Antenore secondo 37, Flaminia quota 36 terzo con una partita in più e il Futsal Marco Polo che è quarto 35 punti. Bissuola che va su, Antenore che però poteva giocarsi la doppietta dopo aver vinto il campionato dell'anno scorso di D, insomma poteva ancora avere speranza di andare in C1, magari c'è del rammarico, la consapevolezza di aver fatto una grande stagione. Andrea, come secondo te, chiedo anche a te un parere personale, visto che come Alberto stai più dalla parte tecnica che quella istituzionale, come potrebbero finire i campionati, le classifiche e cosa si potrebbe pensare in ottica futura?
Un po' di rammarico sicuramente c'è, perché per larga parte della stagione siamo stati padroni del nostro destino, soprattutto nel girone invernale abbiamo fatto un percorso praticamente netto, poi abbiamo avuto una flessione durante gennaio e abbiamo buttato via dei punti che non andavano buttati via, non andavano buttati via. Proprio per questo, secondo me, l'indirizzo che prende la LND di cristallizzare le classifiche e seguire il criterio del merito sportivo, a mio modo di vedere, a livello personale, è quello più corretto, quello più equo. Chi è primo sale, chi è in zona playoff, magari rivedendo i criteri di ripescaggio, potrebbe avere qualche occasione per salire tramite la domanda di pescaggio, insomma. Però personalmente io sempre per il criterio del merito sportivo applicherei anche le retrocessioni. Poi, come dice Alberto, è vero, bisognerà andare a vedere i numeri, bisogna andare a vedere i numeri. In questo momento è tutto molto fumoso, è tutto molto grigio, e il fatto di non avere una guida della divisione nella peggior crisi dal dopoguerra ad oggi non dà una mano a questo sport a programmare sicuramente. Stiamo ancora in casa di Andrea Rozzato, vice dell'Antennora Sport, perché vorrei aprire un altro tema di discussione. Ne abbiamo già parlato nelle scorse settimane, abbiamo avuto anche ospite Alfredo Panic, insomma, Futsal in Soccer, il numero uno di Futsal in Soccer. Abbiamo parlato di giovani, e collegandomi un po' a quello che chiede Daniele Eichenbach, dobbiamo far giocare giovani provenienti del proprio settore giovanile. Aggiungerei anche a questo, un po' stando a quelle che sono le direttive della FIFA, intanto c'è una zanzara che cerca di azzannarmi, le direttive della FIFA di far sì che anche in Italia, comunque nei paesi mondiali, si segue un po' quello che si fa magari in Sud America, quello che si fa in Spagna, cioè doppio tesseramento, Andrea Rozzato, tesserati fino a una certa età sia a calcio che a calcio 5, poi da lì si può prendere la propria strada. Cosa ne pensi di questo doppio tesseramento e cosa potrebbe portare in più al nostro 5, Andrea? Allora, sul doppio tesseramento dobbiamo aspettare quelle che saranno le linee esecutive, perché ad oggi esiste solo una circolare della FIFA che la FIGC deve far sua e poi rendere operativa sul territorio. Quindi per quanto riguarda il doppio tesseramento avremo la necessità ancora di capire a livello esecutivo come funzionerà. Per quanto riguarda invece la possibilità di un connubio calcio-futsal, con noi sfondi una porta aperta, e quando dico noi parlo al plurale perché metto dentro anche Alberto Rodriguez e tutta la nostra società. Alberto è uno sicuramente dei pionieri in questo campo e Antennora Sport Padova nasce con questa mission, nasce con questo focus che è la doppia formazione calcio-futsal. È fondamentale per un giocatore perché è un modo innovativo di formarlo e sarebbe fondamentale per la società. Da un lato, le società di calcio verrebbero arricchite nel percorso formativo di un atleta. Dall'altro lato, il futsal ne guadagnerebbe perché se pensiamo che, come nel femminile, certe società di calcio potrebbero investire nel calcio a 5, il nostro movimento probabilmente ne guadagnerebbe a livello di professionalità, di investimenti, di visibilità. È chiaro che è una cosa che va fatta per gradi, però i risultati parlano chiaro e netto. Tu citavi correttamente il Brasile e la Spagna, che sono avanti anni luce rispetto a noi, però ti dico che anche in Europa sempre più si sta ponendo l'attenzione verso questo modo di formare i giocatori. È un modo diverso, ma porta chiaramente dei frutti, soprattutto per quanto riguarda l'età della scuola calcio. Nasce un giocatore differente, cresce un giocatore differente, un giocatore che, come dice Miguel Rodrigo, rispetto a un giocatore che ha giocato solo a calcio, è un iPhone 10 contro un iPhone 5. È un giocatore molto più veloce a pensare, molto più bravo a gestire la pressione, molto più bravo a gestire gli spazi stretti. Mi viene in mente un'altra cosa e chiudo.
fino a qualche anno fa io non conoscevo personalmente Alberto Nogara, ma mi ricordo con chiarezza tantissimi post che metteva su Facebook con le parate a croce, e questi post sono via via cresciuti nel tempo rispetto ai portieri professionisti che parano a croce. Quindi diciamoci le cose seriamente, la nostra metodologia può far crescere il calcio, ma non solo come atleti di campo, ma anche come portieri. Quindi è sicuramente un orizzonte da esplorare.